Scusate, ma stanno a poco a telefono senza parlare. Io tengo 2 euro coppo cellulare di la batteria tengo una tacchetta. Stiamo a parlare così e io non ce la faccio, scusate. Ma che si tratta? Che si tratta? Faccio il provocatori, scusate, mica faccio il gelataio. Vi sto portando la roba là, che sto capendo si sta da casa, siete asciuti, siete usciti più tardi e io non posso venire a rimane a mattina, facciamo capire. Ma che roba? Mi viene poco, aspettate un attimo, Chi ha già aspettato, scusate? Ok, noi poi abbiamo mio figlio. Ai, mamma mia. Pronto? Che c'ho, scusate, ci parla con figlio, con padre, con cainato, quanta gente ci parla stasera, facciamo capire. Ma chi è, scusate? Sono Mastanello, un provocatori, chi è, scusate? Mastanello, provocatori? Un provocatori, no, Mariolo, un provocatori, scusate. Che volete? Scusate, pare che state alterando un poco, ma che succede, facciamo capire. Ma posso parlare? Ok, c'è sta, come te dice, c'è sta salito subito da queste persone poco serie, facciamo capire. Ma attenzione, badate a come parlate, presentatevi a chi trovate e facetemi capire. Scusate, ma non state uscendo la coppa in badate a come parlare, ma avete capito chi state parlando? No. E allora, ora vi sto spiegando un po' la situazione. Presentatevi e poi dopo parlate. Scusate, io sono Voi Mastanello. avete chiamato qui qua, io sono con figlio. A chi trovate? Scusate, ma si tuo figlio è chi? Facetemi capire. Ma voi a chi trovate? No, dopo, ma voi sto dicendo, se mi facete parlare, voi spiega, no? Alessandro Pagano. Sta qua, è mio padre. E allora passatemi a vostro padre, scusate, non sapete parlare chi? No, parlate con me, io sono con figlio, ma voi la roba, ma quale roba? Ma quanti anni tieni tu per cerì, fammi capire. Per cerì a chi? Tengo 35 anni, Friari. Friari, tengo 64 anni, per me sei per cerì. Che c'è rappato, ma fammi capire. Capito? E tu non mi ha passato a parte, basta. Fammi capire, che c'è rappato, ma. Nata volta. Guaglio, io sto a posso a te, no poi, hai capito? Si la finisce. Ma che cosa? Tengo 34 sacchetti di cemento coppo cambio. Che sta roba? È stata ordinata ieri sera. Dire che hai sbagliato pagano, Mastanello. Aspetta un momento. Guaglio ci andiamo, aspetta. Guaglio ci. Prima il numero e indirizzo ti faccio dire chi è. Guaglio ci, se non ti stai zitto, come te lo dico? Lo sto dicendo, fammi pigliare l'indirizzo. Tony, passami un momento l'indirizzo. Chi sta facendo che non ti caga per terra? Al centro non ti caga per terra. Prima ci spastriati, pago le legna e pasta, non ti credi per lì. Allora. Via. Pronto? Pronto. Allora, spera, ma ora sta via. Via Ugo La Malfa, ma pare che. Trendola 200. Ci troviamo? Sì, ci troviamo. E allora che fai a fare scemo, scusami? Ma non ci capisco, ma si 37 sacchetti di giumento, ma chi ha ordinato niente? Sì, da te si parla di educazione non ti imparato, venga il logo di imparito, hai capito? 37 sacchetti di giumento. Tu hai capito, Friari, che ti sto dicendo? Tu non puoi pigliare per festa la gente, se tu hai ordinato sta roba, no? Tu sei un classico tipo che ha un coppa internet, eccetera, eccetera. Sta roba arriva da ieri sera la prenotazione. Io mo sta roba, se non ti piglio tu, c'è che c'hai i soldi, hai capito? Aspetta un po', fammi vedere se fosse frata, ma che fosse ordinato. Ma io che non gli fa, si è fra, io mo porto il logo, ma voi per voi, che te capire, fammi capire, non stai casa. Che roba è, giumento, che roba è? 34 sacchetti di giumento, neanche 2 carriole, una mulazzo, una ma fra che non li ammatini. Mi fa caduto. Stiamo ma i canaggi fanno più lavoro. Santa pazienza. Santa pazienza. Non partirà perché chi lavora, caro la ci fa proprio. Aspetta un momento. Tony, ma sei sicuro che si viene vicino? Ma non aspetta, un secondo, per piacere, prima si apparà, ma perché non voglio venire logo per senza niente? No, appunto, voglio parlare pure con mio fratello. Potete aspettare? Alessandro è mio padre, lui gli interessa. Scusate, un secondo, ci parlare un attimo con voi, un secondo su. Un secondo. Ah, siamo sicuri, non è che ma che famiglia scema, che famiglia scema, io non lo so, chiama chi lo sbarrao, pronto? Stai parlando con Guaglione, ma chi sta parlando con te? Ma chi sta parlando con te? Friari, ma basta, ma ci sta roba, ma chi ha ordinato sta roba? aspetta un momento. Tony, ma siamo sicuri 100%? Io chi sto ma che lo so, ma quelli non caga a mo' che succede? Ah, dai che niente da fare. Pronto? Pronto? Allora, facciamo una cosa, se mi vengo logo stasera, tanto sto che 5 minuti all'oca, ci mi già pensi. Tieni che per la vicina. Ah, posso sapere un fatto, no? Sta roba non ha ordinato tu. No. Non ha ordinato Paito. No. Hai ordinato qualche storia da tu, qualche mamma da tu, fammi capire. Casa sta a me, mio padre, mio fratello e mia mamma. Allora mamma ti ha ordinato, passa bene un momento, mamma parliamo con la gente per bene, no con te, fammi capire. Ma senti una poco.
Fa persona seria, vieni che c'è, ci sembra. La persona se, ma tu si non hai un cille cannuccio, ma possiamo parlare con te, Crichi? Fammi capire. Io non voglio un cille cannuccio. Ma vieni qua a parlare alla vicina, che tu ti hanno fatto l'asita. Vieni qua, vieni la Marco, vieni qua. Senti, non fatto, tu non ti alterare con me, capite che tengo 40 anni ai mestieri? Non scemo con me, non mi è mai capitato nella vita mia. Hai capito? Già passa noi in gola chi attaccato da lei. Chiamalo da voi. Velocemente ce ne andiamo. Poi. Già passi in gola sta gente 35 anni. Si vuole un cielo che mai esce in da sacca. Quella capuzzella fuori. Come lo miro, lo vanno comandare loro, vanno comandare. Siena, Niccone, ha parlato con me. Allora. Io il numero 1, aspetta. Senti una cosa, calmiamoci un momento. Calmiamoci un momento. Pronto? Chiamano da voi. Non è possibile che io non possa spiegare. Io Rodolfo numero 1 ma capito. Ha ragione Ciro, io sono arrivato, ha ragione Ciro. Esce fuori. Mamma bari. Si ha di sta questione stasera. Pronto? Senti, esce fuori, sto qua 2 minuti, ha ragione, fammi capire. Tu non stai andando in palma, che sto qua fuori. Ma se chi lo scemo logo fuori? Via la mano, sta la verità, sta chi? Ci ho capito, mica, ma se chi lo scemo curto fuori non può che gli attulillo. Che cosa? Se non può che gli attulillo, non può che scemarello, mi pare che sei tu, chi su cato, ti sto lampeggiando. Ma stai verendo? Io non fu scemo perché già stai sbagliando a parlare. Se può che gli attulillo, può che fumanello. Io ce l'ho qua fuori, ma stai pigliando per culo stasera. Ma che stai dicendo? Ma forse ti piace a te che la roba? Bene qua, ma chi sono grido? Che mi vedi? Che mi fai? Che mi vedi tu? Esce fuori, sto a fuori. Ci sono di mare poco, giusto? I tappi su Radio Kiss Kiss.